Crollano i numeri del turismo russo in Italia, colpa delle sanzioni e della crisi del rublo che limita le spese ai turisti dell'est e toglie alle casse italiane gran parte dei suoi guadagni invernali. Ne risente molto anche il Veneto. Dolomiti e Lago di Garda, solitamente mete da grande seguito, perdono così un turismo di lusso e di eccellenza che non aveva paura di spendere denaro. Il calo dei turisti si sente soprattutto nei Dolomiti, dove arriva addirittura al 20-30% rispetto allo scorso anno. In particolare, sono crollate le prenotazioni in prossimità del Natale ortodosso, tra il 3 e il 10 gennaio, periodo nel quale molti intraprendono la strada del ritorno, ma non i turisti dell'Est Europa, che anzi, solitamente, passano l'inizio del nuovo anno tra hotel, resort e piste sciistiche venete. Di questo collasso del turismo ne ha parlato anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha accusato, senza mezzi termini, le pesanti sanzioni internazionali e la crisi del rublo. I turisti russi, classificati come top spender, nei loro soggiorni spendono in media 673 euro e i loro settori preferiti sono moda e abbigliamento, con una particolare attenzione per gli outlet. Vedremo come si evolveranno le statistiche dopo questo drammatico calo.